Un avviso pubblico per una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di partenariato pubblico e privato per la riqualificazione, manutenzione e gestione di Borgo Bonsignore a Ribera è stato pubblicato dall'assessorato regionale all'economia. L'obiettivo, dichiara l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana, è quello di far divenire il sito, costruito in piena epoca fascista e da poco interamente ristrutturato con fondi regionali, un luogo di attrazione per i siciliani e una meta di interesse storico, architettonico, naturalistico e paesaggistico in grado di richiamare turisti e visitatori da ogni parte del mondo. Una vera e propria icona contemporanea che attraverso il linguaggio universale dell'accoglienza e il valore delle tradizioni del territorio sappia raccontare e condividere la propria unicità e la propria bellezza. Questo investimento rappresenta una preziosa occasione di crescita per Borgo Bonsignore di Ribera, un'opportunità di valorizzazione e sviluppo con benefici sul tessuto imprenditoriale, artigianale, enogastronomico, ricettivo e sull'economia di tutto il comprensorio. Affidando la gestione pluriennale verrebbe così garantito un miglioramento tangibile della qualità della vita all'interno del Borgo Bonsignore, una riqualificazione totale anche con l'adeguamento degli edifici agli standard energetici attuali e nuova linfa al tessuto socio-economico dei luoghi, favorendo un'importante ricaduta occupazionale, ha concluso così l'onorevole Carmelo Pace della Democrazia Cristiana.